La situazione è visibile a occhio nudo nell'immagine riportata dal bollettino regionale di sorveglianza sull'arbovirosi. Dei 136 casi di West Nile registrati in Veneto nel 2022, 96 si sono verificati tra Padova e provincia. Di questi 96, ben 53 sono sfociati in forme neuroinvasive, le più gravi. Uno dei pazienti versa ancora in condizioni critiche. Se nell'80% dei casi le persone infette non manifestano sintomi, i rischi aumentano dei 60 anni in su. La media dell'età delle persone decedute supera gli 80 anni, la maggior parte delle persone colpite è di sesso maschile. Nel frattempo continuano le opere di prevenzione. La scorsa notte a Padova il comune, su disposizione dell'ULSS 6 Euganea, ha eseguito la disinfestazione notturna tra via del Cristo, via degli Arditi, via Facciolati e via d'Acqua Pendente. Disinfestazioni sono state compiute la scorsa settimana anche in 3 comuni della provincia: Alimena, Rubano e Villafranca Padovana.